È Lucio Tiozzo del Partito Democratico a portare ieri in Consiglio Comunale una nuova interrogazione riguardante il trasporto pubblico locale. Secondo Tiozzo, uscire da CTV è stato un errore. Il rapporto con l'azienda si sarebbe potuto riorganizzare nell'ottica di un miglioramento di servizio. Si sarebbe potuto ridiscutere anche il fattore economico. Fatto sta che è partito il servizio in via sperimentale di Arriva Veneto senza che sia ancora stata fatta una commissione in cui spiegare e tentare di risolvere i problemi e i disservizi che nel frattempo si sono presentati. Sindaco e assessore Chio si sono recati alle frazioni, ricorda il consigliere, per discutere con l'utenza, senza la presenza di qualsiasi membro di Arriva Veneto, tra le altre cose. I problemi ci sono ancora. La commissione convocata per lo scorso 22 gennaio è stata sconvocata a ridosso dell'appuntamento. Lo stesso è accaduto per una seconda commissione. Adesso un terzo tentativo sarà fatto il prossimo 27 marzo, dopo 3 mesi di problemi con il nuovo servizio, tra corse saltate, orari non rispettati, frazioni isolate e ID di festa. C'è bisogno di risposte celeri e non di cittadini che si sentano presi in giro, ha concluso poi il consigliere. L'assessore al trasporto pubblico locale Maria Rosa Chio ha giustificato i rinvii delle commissioni a causa del palese e scandaloso disservizio, sul quale evidentemente, aggiungiamo, non c'era nulla da aggiungere per quanto riguarda il primo rinvio, e la necessità di avere la presenza della dirigenza di Arriva Veneto per quanto riguarda il secondo rinvio. La stessa Chio ha ribadito che neppure la Giunta avrebbe voluto effettuare il cambiamento di società di trasporto pubblico a causa dell'inevitabile disagio che avrebbe apportato. La scelta però è stata necessaria e obbligata, in quanto Arriva Veneto è stato l'unico operatore che si è poi proposto. Per quanto riguarda il chilometraggio assegnato dalla Regione Veneto, la Chio fa in pratica un'accusa da CTV per quanto riguarda l'anno 2024. Afferma infatti che a fronte dei chilometri che sono stati assegnati al CTV, a gennaio ne ha fatti l'83%, a febbraio il 65%, a marzo il 59%, ad aprile il 55%, fino ad arrivare a dicembre con il 49%, ma reclama il 100% dei soldi pattuiti. Pur non essendo una contabile, vorrebbe vedere cosa avrebbe da dire la Corte dei Conti su questa faccenda. In questo chiediamo tutti di avere chiarezza e invitiamo il Comune a informarci su come intenda procedere quindi nei confronti di tale richiesta da parte di ACTV AVM. Il consigliere ha promesso che in commissione saranno fatte eventuali contestazioni per quanto riguarda i disservizi. Ha inoltre ricordato i 100.000 euro spesi per il progetto che avrebbe dovuto ridefinire il trasporto urbano, gli altri 100.000 spesi per contestare il servizio fornito da CTV e altri 140.000 euro spesi sul vertiporto, un totale di 340.000 euro spesi per 0 risultati, ha sottolineato Tiozzo. Con 300.000 euro si sarebbero potuti invece risolvere i problemi con ACTV se ci fosse stata la capacità di dialogo e se si fossero rispettati gli impegni presi con l'ente di governo ai cui incontri Chioggia non si è neppure presentata. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco.